Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Oggi tappa finale dopo più di 10 anni. Salutiamo Fly Simulator perché tra poco esce Microsoft Flight Simulator 2020 e voglio chiudere con una lacrimuccia perché gioco da più di 10 anni. ehm, Tra il gioco diciamo in versione fisica e quello su Steam, perché ho giocato la maggior parte delle mie ore su quello in CD. Infatti qua ho solo 400 ore di volo e niente raga, sono emozionato perché la tappa finale è chiaramente Roma-Venezia, la classicissima 737 dell'Italia e niente, e dopo dovremo cominciare a sgobbare parecchio perché il prossimo simulatore è sicuramente più complicato e più professionale. Già le versioni di default sono più cazzute e cattive e quindi voglio dire adesso si fa sul serio, non possiamo più bighellonare. Ho usato anche gli aerei dell'Aerosoft, però come sapete il tempo non è tanto, ma adesso sul prossimo simulatore, appunto su Flight Simulator 2020, voglio impegnarmi a fondo per portare a casa bei risultati con aerei più insomma complicati, ecco. Niente raga, stiamo caricando un po' di roba, adesso tra un po' arriveranno gli ometti e niente, siamo qui a Fiumicino, bisogna andare a Venezia, quindi appunto Roma-Venezia, proprio una classicissima del Cume, e così chiudiamo a Sate Sera con gli idranti e i festeggiamenti per la fine di tutto. Sta arrivando qualcuno? Godiamoci. Oh, eccolo qua, i capitani. Sto arrivando, ecco, io sono quello con la valigetta. Guarda che bello che sono. Sono la cosa più bella del mondo. Molto bene, molto bene, molto bene. E quindi ci siamo, raga, siamo pronti a dominare la scena in questo volo finale. Roma-Venezia, Flight Simulator X. I ragazzi tutti piangono, li vedo già. Sono veramente in un punto dell'aeroporto di merda, ma cosa c'è qua? Veramente non è proprio tanto bello, eh? Va bene. L'aeroporto è il Fiumicino Roma X, diciamo, di Aerosoft. E niente, ci becchiamo per il Ok push and cut. ragazzi, Ci siamo. Inizia il push and cut, si sentite tanti rumori, sono un po' la ventola del PC che poretto ormai è andato, cioè nel senso dopo tanti anni di servizio, quando arriva il PC nuovo si riposerà un po', e c'è il ventilatore perché è un caldo asfissiante, il classico caldo cubendiano. Boh, 222 miglia la tappa. Hello, Captain. We are ready for pushback. Locking gear. Lucky Gear. Locking gear. Ho capito, amore. Turururu. Ok. Avviamo i motori. Guardatelo, la perfezione esiste ed è sempre lui con le mani più perfette che l'umanità abbia mai creato. Guardatelo. Meraviglia. Madonna che occhi. Ho proprio paura. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Ok. Andiamo di push. Il classico push and cut. Che lo ritroveremo anche su Fly 2020.
Buono. Eccolo qua, il nostro amico sta arrivando. Ci mancherai Fly, ci mancheranno i tuoi 10 fps ad Amsterdam, i tuoi 9 fps a JFK, i tuoi, come si dice, bug dell'ATC, tutte queste piccole cose ci mancheranno tanto. Il Cume piange ma allo stesso tempo gode. Unlucky Gear. Speriamo veramente di riuscire a fare tutto nella maniera più perfetta con il nuovo Fly, perché sono un po' di video, una via di mezzo, cioè ieri sono una via di mezzo tra le robe tipo da professionisti a pagamento a quelli di default, però un via di mezzo che va molto di più verso la bellezza della perfezione che questi tastieri di default qua, che è chiaro che sono comodi per uno come me che ama più i paesaggi che la simulazione vera e pura, però si può migliorare meglio. Left is clear, right is clear. Perfetto amore, bravo, sempre un bel uomo. Ah, ciao, adesso saluto Romano, bene. Sì, ho capito amore. Ciao, ciao. La perfezione. Benissimo. Ciao. Guarda che bello che... Ah, una camminata ragazzi, è la camminata delle camminate ragazzi. Io non ho mai visto una cosa più bella di queste ragazzi. Se me la trovate voi, grandi. Ok, adesso io però avrei piacere anche di partire. Mi sei davanti al cacchio. Ok, bravo. Ciao. Ciao bell'uomo. Boh. E andiamo di rullaggio Q. Allora tutta la checklist sul prossimo Fly, se non sbaglierò luci, robe, niente di flaps. Ci faremo guidare, io penso che prima di andare tranquilli senza la guida, senza gli aiuti ci metteremo un po', chiaramente perché il tempo più che altro, cioè se avessi un cazzo da fare, mi metterei a guardare i video tutto il giorno e siamo a posto. Bello, comunque l'aeroporto creato dall'Aerosoft di Roma è veramente bello però, penso che il prossimo, madonna, non ce la faccio pure, raga, non ce la faccio più. Ho troppa voglia di mettere le mani. Prima sul PC nuovo, che insomma, dopo tanti anni è bello anche cambiare il procio, però il procio. Ok. Roma, Roma, Roma. Ta, cori di sta città di. Sati parking brakes. Ok, ce lo godiamo un po' sto viaggio, visto che è il final. E dopo ciao, cioè per carità magari chissà rigiocherò ancora un po' a Fly, però il 2020 ormai sarà il nostro tutto. Ho messo poco traffico, proprio perché il traffico lo sappiamo che toglie via dai 100/110 fps purtroppo, che sono delle cose più belle secondo me. Cioè io paradossalmente amo più quello che sta attorno, nel senso la simulazione di volo è bellissima, e per carità però i paesaggi, il traffico aereo, vedere negli aeroporti quelli che arrivano, quelli che partono, cioè è stupendo. Infatti per quello l'unica cosa che manca a Fly 2020 è proprio il traffico reale, nel senso ci sono le tratte reali della CPU, però non ci sono le livree ufficiali tipo EasyJet, l'Italia,
Volotea, non so, Vueling, KLM, Air France, questo devono farlo assolutamente, perché è la chicca finale per poi praticamente non lavorare più, ma tutto il giorno a giocare, fino al diventare poveri e così, insomma, perché veramente quello è il top del top. Questo è anche leggermente troppo veloce, però vabbè, insomma, le licenze poetiche il Cume se le prende tutte. Abbiamo sempre il nostro X52 Professional come, diciamo, periferiche, più il computerino per il pilota automatico, che speriamo possa essere utile anche in Fly 2020. Teoricamente dovrebbe essere compatibile, perché sennò mi gira abbastanza il cacchio, detta proprio in maniera curiosa. E oggi ce lo godiamo, proprio partiamo circa le 5:28, 5:30 partiamo e arriveremo, boh, in un'oretta che ci siamo. Dopo il volo finale, the final day, il giorno finale, per salutare uno dei simulatori / giochi più belli e dove ho perso più ore veramente in assoluto. Penso che le 400 qua più altre, beh, non lo so, 10.000 ore forse, troppe comunque, troppe. Ho cominciato che non sapevo fare neanche le cose più semplici, raga. Ed il canale è iniziato proprio con questo simulatore, ragazzi, a diventare un canale più serio, tra virgolette, anche se la serietà non fa proprio parte di noi, però. Ok. Ok, ho l'autorizzazione a partire. Ok, baby. Ottimo, direi. E siamo pronti con il volo finale. Ok, qualcuno sta per atterrare, noi muoviamoci ad andare via. Ok, signori, rock and roll. E andiamo verso la gloria eterna, nella città eterna, quindi più di così. When the lone ways, la 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 la. Ok. Molto good. Ok. Perfetto. Scusate, eccoci qua. È tanto caldo, fa un po' fatica l'aereo. Cioè lei, sì, l'aereo, il PC. Mamma mia. Giornata leggermente calda. Poi purtroppo con gli aeroporti, diciamo, quelli scaricati, è chiaro che calano l'FPS, per quanto il PC sia stra mega superiore a Fly, ma sappiamo, insomma, l'ottimizzazione è un gioco vecchissimo, del 2006. Ok. Buono.
salita, molto bene. Ottimo, il tempo sembra positivo, speriamo rimanga così anche a Venezia. Abbiamo il meteo reale, comunque qua si sta nuvolando, è prevista pioggia per le... in realtà tra un'oretta piove a Venezia, quindi potremmo beccare anche la pioggia, non ci credo. Perché comunque il meteo reale, Boh, si è stabilizzato un po' tutto, è chiaro che l'aeroporto porta via a livello di FPS tantissimo. Raga, siamo in salita per 1.70, io spero si senta bene il video, ma i ventilatori a cannone, le ventole del PC anche, un casino. Fate finta che sia il motore dell'aereo, così, perché veramente è una situazione un po' così, cioè 33 gradi sono, devo avere pazienza, cioè, purtroppo è molto caldo e ne risente un po' tutto. Allora, vediamo. Buono, dai, sì, è proprio una tappa veloce, guarda che bello il tramonto, è già bellissimo così, pensate cosa sarà. FS2 bella piatti! Sono gasatissimo. Il PC mi arriverà, spero, per il 20, quindi è chiaro che non riuscirò a portarlo al day one, però vabbè, pazienza, insomma, dai, intanto così posso vedere qualche video sul tubo e magari imparare qualcosa in più anche del simulatore. Ok, possiamo dire che la resa grafica comunque è di tutto rispetto ancora, guardate che roba. Guardate che roba. A parte l'aereo, lo so che farà cagare di default, ma a parte questo piccolo dettaglio, per il resto si gode. Ma io lo sapete, punto più al paesaggio, io sono un pazzo della geografia, quindi amo visitare, vedere, scrutare, capire, osservare i paesaggi del mondo. E comincerà un giro del mondo di quelli tosti, raga, ve lo dico. Raga, sta venendo un temporalone anche qua a Venezia e noi stiamo andando a Venezia, quindi ci sarà secondo me pioggia forte, perché mi hanno detto di atterrare sulla 22, ma in realtà è sempre la 4R quella per atterrare, io vado in LS, me ne frego, però poi prepariamoci, spero di non dover chiudere il PC perché sta avendo un brutto temporale e c'è anche qua ovviamente. Mamma mia raga, condizioni proibitive, già piove a Venezia, qua da me ancora no, pazzesco. Pensa al meteo reale che sarà di là, se già è così preciso qua, mamma mia, guarda che temporalone. Boom, guarda che fulmini. Qua c'è un aereo che deve caricarsi la cosa, va bene. Non sarà facile. Mamma mia raga, pioggia importante, lampi furiosi ovunque, in mare sta succedendo il finimondo. Mettiamole full wet ragazzi, è da full wet signori, è da full wet tutto questo, è da full wet, scusate la pazzia, ma chiudiamo offline nella maniera più incredibile della storia, come sempre, con un diluvio senza un senso, lo chic. Ogni volta che registro su Flash Boleto viene la pioggia, stavolta siamo a Venezia, nella casa nostra, piove qua, piove là, piove ovunque. Sentite i tuoni del vero, non so se li sentite perché è pieno di anche del... mamma mia. Guarda che roba! Mamma mia raga, mamma mia. Siamo veloci però, siamo veloci, non riusciamo a rallentare. C'è troppo vento. Per quello mi hanno detto di atterrare dall'altra parte. No, siamo troppo lenti. Siamo troppo lenti. Cioè siamo troppo veloci, scusate, mamma mia, siamo velocissimi. Ho tutto il vento probabilmente a favore a sto punto, non lo so che cazzo sia, adesso non voglio fare tecnicismi o altre robe, so solo che siamo troppo veloci.
Mamma mia, che fine di Fly, cioè è incredibile. È incredibile, stiamo rallentando il più possibile, come su tutti i freni del mondo, tu. 164, siamo ancora veloci. Sentite i tuoni, no fioi. Tornado puro. Non siamo allineati perfettamente, ma va bene. Dobbiamo chiuderlo bene. C'è vento però. Insomma, ancora con sto cazzo di robo. Ti prego. C'è una chiusura che non ha senso. Una chiusura senza senso. Ce la facciamo. Scusate sempre quel tasto, ma ce l'ho vicino. Raga, è andata. Ok. Fermiamo tutto. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati. Adesso qui da Tessera e tutto. Ci sarà probabilmente ancora un ultimissimo video dove sorvoleremo Venezia per salutare anche la città, ma con i voli di linea andata, con un diluvio incredibile, vento pauroso, ce l'abbiamo fatta, vaffanculo. Un saluto a tutti. Che dire, mi viene da piangere a pensare che la prossima settimana o comunque al massimo fra 2 comincerà un'avventura nuova con Flight Simulator 2020, però ci salutiamo come al solito con il tornado comendiano. Raga, sotto il comandante veneziano, ciao, viva Fly Simulator X.